l'Udinese lotta, mai si arrende. Udine top anche nel basket, il cuore si accende. Cividale, grinta e passione. Volley, Palma, Stones, vola, che emozione. L'agenda chiama, resta con noi. Friuli Sportivo, siamo eroi. Risultati con l'azione, ogni giorno un'emozione. Se siamo con te. Carissimi amici di Tutto Udinese, benvenuti a una nuova puntata dell'agenda di lunedì 26 maggio. Sono in compagnia del mio carissimo Max. Ciao a tutti, ciao Ale. Ciao Max, e questa è la prima puntata dell'agenda a campionato finito. Ci troviamo quindi qui a commentare quella che è stata la stagione dell'Udinese, una stagione fatta di alti, poi di bassi, poi di un po' di stasi, no? Quindi c'è chi è contento, chi non lo è, chi è indeciso su tutto quello che c'è stato, e adesso ci sarà tempo per riflettere, per tirare un po' le somme di tutto quello che abbiamo visto, già alla luce di quella che è stata la partita di ieri, l'ultima del campionato, davanti alla tifoseria bianconera, dove l'Udinese ha perso una partita stranissima, no? Per come si è messa, ha perso comunque con onore, nel senso, rispetto alle ultime prestazioni, penso anche quella di Monza, ha perso con voglia comunque di dimostrare qualcosa. Poi ecco, in termini di risultato non ce l'ha fatta, ma comunque una squadra che ha dimostrato di voler sudare la maglia, di voler salutare la propria gente nel modo giusto, non è riuscita a portare a casa punti, che in questo momento sappiamo che comunque non era quello il concetto, non ci servivano punti, ci serviva vedere un qualcosa, una certa voglia, una certa predisposizione a tenere la testa alta fino alla fine. Questo l'Udinese l'ha fatto, è arrivata comunque una sconfitta, e questo ci fa finalmente vedere qual è la classifica finale di questa Serie A, che è questa, Max. Quindi un po' lontani da quello che era l'obiettivo dichiarato, non a inizio stagione, perché l'obiettivo di inizio stagione era la salvezza, un po' lontani da quell'obiettivo che sembrava più che raggiungibile, che era quota 50. Sì, assolutamente, diciamo un Udinese che alla fine rispecchia quelli che erano gli obiettivi del tecnico Kosta Runjaic, che sicuramente mirava a conquistare una salvezza con ampio anticipo, ed effettivamente salvezza che è arrivata, perché stiamo commentando un Udinese che in realtà è salvo già da un mese abbondante, quindi sicuramente in questo senso è una stagione sicuramente positiva quella dei friulani, stagione che però non riesce ad eguagliare quella precedente, quella ancora precedente di Sottil, la penultima per intenderci, a quota 47 punti, e che non riesce neanche a concludersi con l'obiettivo, diciamo, prefisso nelle ultime giornate dei 50 punti, che sicuramente avrebbero, diciamo, potuto superare quello che era, diciamo, il record degli ultimi 12 anni dei 47 punti, e in questo senso dare, diciamo, un qualcosa da cui ripartire ai bianconeri. Una partita tutto sommato che ci ha dato modo di analizzare un Udinese sicuramente più positivo rispetto alle ultime uscite, perché nonostante ci troviamo a commentare una sconfitta, stiamo parlando comunque di un Udinese, come dicevi tu Ale, che ha voglia di fare, che ha voglia di giocare, e lo si è visto soprattutto nel primo tempo, dove i friulani in questo senso hanno sicuramente avuto il pallino del gioco. Fiorentina che poi si è, diciamo, ampiamente ripresa nel secondo tempo, probabilmente anche, diciamo, influenzata da quelli che sono stati i risultati sugli altri campi. Sappiamo che il Lecce è riuscito a strappare una vittoria contro la Lazio a Roma, e in questo senso, diciamo, favorisce la Fiorentina, che va per il terzo anno di fila, se non erro, a conquistarsi il suo posto in Conference League. Sì, Fiorentina che sicuramente arrivava a questa partita con delle motivazioni maggiori rispetto a noi, quindi si aspettava che tra le due, ok, il fattore casa, la voglia di salutare bene i tifosi, ma era la Fiorentina che chiedeva un qualcosa in più a questa partita. Per l'Udinese poteva essere semplicemente una passerella, come lo sono state un po' le settimane precedenti, e questo ci ha deluso e non poco. Invece abbiamo trovato un Udinese che ha figurato bene, ha fatto una bella figura per quello che mi riguarda, e come l'hanno messo un po' gli stessi giocatori, anche chi ha parlato in conferenza stampa e ai microfoni delle televisioni,
è una partita che anche secondo me avrebbe avuto un finale diverso se terminata con gli stessi uomini in campo, non in 11 contro 10 per un'espulsione che poi avremo modo di commentare. Di conseguenza lascia un po' il rammarico, pur consci che di fatto anche 3 punti in più non ci avrebbero permesso di arrivare a quota 50, non ci avrebbero permesso di arrivare nella parte sinistra della classifica, che poteva essere un po' l'obiettivo, no Max? Sì, assolutamente una partita, diciamo, influenzata da quello che è stato il metro arbitrale, ma poi ne parleremo meglio, con più precisione dopo, soffermandoci anche sull'episodio che ha visto coinvolto Biol. Una partita che però ci ha dato diversi spunti, da approfondire, perché abbiamo avuto anche modo di vedere Alexis Sanchez da titolare, che sicuramente, diciamo, può essere un qualcosa che fa piacere al pubblico friulano, che non ha avuto modo di vedere il cileno nelle ultime uscite, se non in alcuni camei, diciamo, un po' inutili, se così vogliamo definirli, per diciamo le sorti del giocatore bianconero, e quindi sicuramente una partita da cui possiamo trarre, diciamo, degli spunti per fare degli approfondimenti. Abbiamo avuto modo di vedere anche Lucca al posto di Davis, che poi alla fine è, diciamo, riuscito a trovare nuovamente il gol, ed è sicuramente un Lucca probabilmente consapevole dei suoi mezzi, senza il probabilmente. Sappiamo che invece l'ex Ajax potrebbe partire in estate, e sicuramente abbiamo avuto modo di vedere Ale, anche in base a quella che è stata la sua prestazione di ieri. Alla fine stiamo parlando di un giocatore alto 2,02 m, con una tecnica sicuramente importante, riuscire a segnare quel gol non è per niente scontato, quindi stiamo parlando di un'assenza che, qualora dovesse appunto verificarsi in estate, sarebbe, diciamo, un qualcosa con cui dover fare i conti. In generale comunque abbiamo avuto modo di vedere un Udinese sicuramente in crescita rispetto alle ultime giornate. Ecco, peccato forse l'unico aspetto su cui vorremmo soffermarci, il fatto che non abbiamo potuto rivedere un Udinese con il 4-4-2, tecnico che diciamo ha voluto riproporre la difesa a 3, e in questo senso forse avrebbe potuto, diciamo, cercare di riproporre una difesa a 4, soprattutto grazie alla presenza di Alexis Sanchez, che forse è il giocatore che più si avvicina a Thauvin per caratteristiche tecniche, e quindi sicuramente magari un 4-4-2 si sarebbe potuto riproporre. Sicuramente magari con un Zemura non abilissimo sulla fascia, abbiamo avuto modo di vederlo anche con il 3-5-2, alla fine la prestazione del giocatore bianconero non è stata, diciamo, paragonabile a quella degli altri suoi compagni, però sicuramente poteva essere un'occasione per fare un'ultima sperimentazione in vista di quello che sarà invece il futuro della squadra friulana. Sì, hai detto bene Max, un 4-4-2 che è mancato questa giornata, ma secondo me anche un po' complici tutte le assenze, perché comunque le assenze dei vari Christensen, Lovric, Pagero hanno tolto un po' di possibilità. Sono giocatori che comunque, anche Pagero, anche Lovric, hanno agito anche larghi, no? Nel centrocampo a 4, e magari la loro assenza, così come quella di Camarà, perché Camarà e Zemura si pensava fossero due alter ego, hanno delle caratteristiche, hanno dimostrato di avere delle caratteristiche comunque molto diverse, soprattutto dal punto di vista della copertura difensiva. Io penso che Zemura non possa garantire quella copertura che invece Camarà è in grado di garantire. Sono due giocatori diversi, e probabilmente in un 4-4-2 Brunic non si sarebbe fidato, adesso parliamo nel singolo di Zemura, ecco, in quel ruolo. Resta da capire però qual è il modulo dell'Udinese, perché secondo me uno dei problemi di quest'anno è: questa è una squadra che non ha trovato delle certezze, perché è vero, abbiamo fatto crescere tanti giocatori, ne parleremo meglio anche più tardi, ma io credo che un giocatore cresca bene quando, e possa far bene, anche sbagliando le prime volte, quando però ha un ruolo fisso su cui prepararsi di settimana in settimana, di partita in partita, sapendo che la domenica ricoprirà quel ruolo lì. Io penso che tutti questi cambi, si parla della seconda punta, lì c'è stato magari, ecco, una situazione di emergenza dal punto di vista dell'attacco da quando è mancato Thauvin, però il fatto di cambiare sempre seconda punta inserendo un centrocampista che magari era poco adatto a quel ruolo, e lo hanno dimostrato sul campo. Il fatto di continuare a cambiare modulo, ecco, questo secondo me ha influito su delle crescite di giocatori che sì, sono cresciuti, ma sarebbero potuti crescere ancora di più. E quindi adesso ci ritroveremo a parlare di un Udinese, probabilmente, non dico con una situazione diversa di classifica, ma con delle idee più chiare in vista anche del prossimo futuro.
anche dal punto di vista dell'allenatore, perché non si è capito di fatto ancora quale modulo predilige questo allenatore. Abbiamo fatto fatica, perché? Perché è vero, una delle cose che mi piaceva di Rooney a inizio anno era l'imprevedibilità nel prepartita. A me piaceva il fatto che nelle conferenze stampa della vigilia o dell'antivigilia lui dicesse, non ti dicesse chi gioca, non era quello stile Thiago Motta che ti spoilera già la formazione, no? È bello anche lasciare il beneficio del dubbio e secondo me è sano anche per i giocatori, perché ti giochi, sai di poterti giocare la tua titolarità fino all'ultimo allenamento, fino al giorno prima, non ti adagi sugli allori se giocherai, se sai di giocare, non ti demoralizzi se sai di non giocare, insomma è sano per la competizione interna alla squadra anche una cosa del genere. Non è sano invece non avere dei punti di riferimento da cui ripartire di settimana in settimana. Sì, sicuramente in questo senso poteva essere un finale di stagione atto proprio a trovare delle riconferme, delle certezze che poi potessero essere, diciamo, adoperate anche in ottica futura, perché ormai lo sappiamo, è stato ribadito anche nella conferenza di ieri post partita, Rouniech va verso una riconferma sulla panchina friulana sempre più concreta e quindi in questo senso poteva essere un finale di stagione atto proprio a, diciamo, definire delle certezze soprattutto in ottica modulo, in ottica, diciamo, stile di gioco dei friulani. Certezze, conferme che non sono arrivate purtroppo, perché abbiamo visto un Udinese nelle ultime giornate sperimentare molto, cambiare diversi moduli, l'abbiamo visto con il 3-6-1, con il 3-5-2, l'abbiamo visto contro la Juve con un Davis molto solo e mal accompagnato, quindi un Udinese più, diciamo, con un baricentro più basso. Ieri l'abbiamo rivisto con una linea difensiva più alta, che sicuramente ha dei pro e dei contro, perché come abbiamo avuto modo di vedere anche a Cagliari, sicuramente dal punto di vista dei pro va sottolineato il fatto che l'attaccante avversario finisce spesso in fuorigioco. Abbiamo visto Ken ieri finire in fuorigioco una se non due volte, come fu anche a Cagliari con Luvumbo, e quindi sicuramente da questo punto di vista può essere sicuramente un elemento positivo. Dall'altro lato della medaglia sicuramente una difesa così alta ti porta inevitabilmente a essere un po' più scoperto nella zona posteriore e inevitabilmente a essere più soggetto a prendere gol, e con una Fiorentina che comunque ha avuto uno stile di gioco molto propositivo sicuramente non ha giovato ai friulani. Allora adesso andiamo proprio a analizzare anche quelle che sono state le parole del tecnico Costa Riunic nella conferenza stampa post partita. Riunic che dice: l'espulsione di Biola è stata determinante, sono grato all'Udinese per l'opportunità, abbiamo affrontato numerose sfide, adesso pensiamo al futuro. È stato un peccato perdere oggi, ma la squadra ha lottato fino alla fine dando tutto anche in 10 uomini. Adesso trarremo le giuste conclusioni per il futuro, analizzeremo le sfide per il prossimo anno. Su Sanchez dice avrebbe giocato di più senza rosso a Bijol, ha giocato comunque una partita solida. Ecco, queste parole nella fattispecie, sono grato all'Udinese per questa opportunità, fanno pensare, ti fanno rimanere un po' indeciso su quello su cosa pensare, no? Perché c'è chi dice, ecco, queste parole suonano come un addio, io invece interpreto diversamente, perché ha parlato anche già di futuro. Io penso che anche dalle parole di Nani nelle conferenze stampa precedenti a questa partita, la fiducia in questo progetto c'è, perché è un progetto che non è annuale, è un progetto più lungo, lo si è detto dal giorno del suo arrivo in poi, la fiducia è sempre stata confermata. È vero che a parole e fatti sono due cose diverse, resta il fatto che comunque l'Udinese doveva salvarsi, lo ha fatto, ci sono stati comunque 1000 problemi a livello di singoli, parliamo di Sanchez, la gestione magari dell'infortunio di Thauvin, tutta la serie di sconfitte e la quota 50 punti non raggiunta, insomma ci sono tante questioni, ecco, che potrebbero andare contro all'operato di Costa Riunic. Resta il fatto che l'Udinese è in Serie A per 31 anni di fila, Riunic è arrivato in Italia, l'ha salvata e mi sembra difficile, ecco, pensare che queste parole suonino come un addio. Sì, sicuramente sono delle parole, diciamo, che lasciano spazio a qualche ambiguità, parole che però, diciamo, come sottolineavi tu giustamente Ale, lasciano più presagire, quella che può essere un'eventuale riconferma piuttosto che un eventuale addio del tecnico tedesco. Anche perché, ne abbiamo parlato anche nelle settimane precedenti, riconfermare, diciamo, l'operato di Rouniec significherebbe comunque ripartire sì, magari con poche certezze, ma comunque con alcune certezze. E ripartire invece da zero con un nuovo allenatore
fermo restando che le alternative in giro non è che siano particolarmente abbondanti. Abbiamo lanciato la provocazione nelle ultime settimane di Eusebio Di Francesco, che diciamo tra gli allenatori disponibili potrebbe essere sicuramente quello più adatto, diciamo, allo stile di gioco dei friulani, ma soprattutto all'offerta, diciamo, della rosa bianconera. Però sicuramente ripartire con un nuovo allenatore significherebbe ripartire da zero, e in un'estate, diciamo, dove ci aspettano anche numerosi cambiamenti per via di quelle che saranno le cessioni dell'Udinese, da capire se saranno numerose o meno numerose, ma sicuramente ci saranno diversi giocatori in partenza. In un'estate, diciamo, piena di cambiamenti, anche poi per quello che sarà, diciamo, l'ingresso del fondo americano in società, poi ne andremo a parlare meglio dopo nel dettaglio. Sicuramente ripartire con un tecnico con cui hai già avuto modo di instaurare un rapporto, di creare, diciamo, un'alchimia anche con il gruppo squadra, sicuramente può essere un qualcosa di più positivo rispetto che ripartire da zero. Sì, guarda, io nel complesso mi allineo un po' anche quella che è la posizione sempre stata del nostro direttore Stefano Pontoni. Ecco, da un certo punto di vista rimango un po' scettico su Rounic, soprattutto per la gestione Sanchez. Cioè, io, come lui, cresciuti, no? Beh, lui era già un po' più grande, ma io cresciuto con Sanchez, innamoratomi dell'Udinese con Sanchez, vedere questa gestione non mi fa pensare bene. Mi rendo anche conto però che sono tanto influenzato da questo quando penso a Rounic, perché se poi guardi nell'effettivo, ecco, il suo difetto più grande secondo me è caratteriale, perché con una rosa del genere, chiaro, non saremmo andati in Europa, secondo me, ma con una rosa del genere si poteva fare meglio di così, si poteva evitare di perdere 5 partite di fila, insomma, si potevano evitare tante brutte figure, sconfitta con il Monza già retrocesso, compresa su tutte, diciamo, che invece abbiamo fatto. E il difetto caratteriale, secondo me, sta nel aver tirato in remi in barca per primo. La giustificazione può essere appunto, sono arrivato con il compitino comunque non scontato, quello di salvare l'Udinese, l'ho fatto a marzo, da lì in poi ho tirato il remi in barca. Sta poi nella società, secondo me, alimentare quella che è l'ambizione di questo allenatore, che arrivava da un campionato completamente diverso, aveva un'esperienza completamente diversa, che non comprendeva l'aver allenato in una panchina dei top 5 campionati europei. Ecco, secondo me lui, arrivato alla salvezza, ha detto ok, il mio l'ho fatto, e non ha neanche detto tutto ciò che viene di più è un bene. Alla fine il mio l'ho fatto, se viene qualcosa di più bene, se no. E lo si è visto dalle parole stesse che lui ha detto nei pre e nei post partita, perché secondo me è stato un po' arrendevole, e secondo me, l'ho sempre detto, la motivazione parte dalla testa della squadra. Dalla testa non intendo dalla mentalità, cioè dalla mentalità, ma dalla testa nel senso dai piani più alti. Se l'allenatore alla vigilia appare in conferenza stampa già un po', non dico svogliato, ma incredulo nel fare il risultato con una big o comunque contro una squadra anche la nostra portata, sì, è che ci manca quello, ci manca quell'altro, no? Quelle parole lì io sono convinto che i giocatori le sentano e le assimilano. È chiaro che contro una big, soprattutto a fine campionato, penso alla sfida con la Juve, sarà difficile vincere. Ma se tu vuoi svoltare la mentalità della squadra, vuoi portare l'Udinese ad una posizione più alta di quel 12° posto che abbiamo raggiunto, e che abbiamo raggiunto anche in tante altre stagioni precedenti a questa, allora devi fare anche quello switch mentale che parte dalla società, che arriva all'allenatore, e dall'allenatore nelle conferenze stampa arriva anche ai giocatori. Perché se già ti presenti un po' abbattuto, che cosa trasmetti ai giocatori? Sì, è sicuramente un Rounic che da questo punto di vista deve migliorare particolarmente, ma d'altronde l'ha ribadito proprio lo stesso tecnico, che proprio ieri in conferenza stampa, poi ovviamente nella carta vi abbiamo mostrato un riassunto di quello che è stato il discorso del tecnico, ha anche specificato che è al suo primo anno in Serie A, che quindi chiaramente ha, diciamo, cercato di maturare il più possibile dal punto di vista dell'esperienza, esperienza che poi chiaramente servirà eventualmente a gettare le basi per quello che sarà il futuro del tecnico sulla panchina dei bianconeri. Mi trovi comunque in generale molto d'accordo, Ale, perché sicuramente, come dicevi tu, la convinzione,
la determinazione di una squadra passa sicuramente da quello che inevitabilmente è il cervello dietro di essa, che sicuramente non può essere altro che l'allenatore. Quindi sicuramente un Runjic che da questo punto di vista deve maturare, diciamo, sicuramente. E per quanto riguarda il discorso Europa che facevi, certo, sappiamo ormai l'obiettivo Europa abbiamo potuto, diciamo, quasi assaporarlo per un diciamo, determinato periodo della stagione, quantomeno, diciamo, ci è arrivata quella che poteva essere un'illusione, diciamo, però ormai lo sappiamo, per arrivare in Europa servono mezzi, diciamo, sempre più forti, sempre più concreti. D'altronde abbiamo visto anche la Fiorentina, alla fine si qualifica in Conference League nell'ultima giornata di campionato, e stiamo parlando di una squadra che dal punto di vista dei mezzi qualitativi è magari anche un livello superiore rispetto all'Udinese. Quindi purtroppo per centrare l'obiettivo Europa, qualora, diciamo, fosse un obiettivo anche in ottica futura, c'è sicuramente bisogno di costruire una squadra attorno a quello che sarà appunto il futuro allenatore. Resta questo, diciamo, il punto interrogativo, anche se abbiamo quasi ormai delle certezze, delle riconferme, ma sicuramente qualora questo sarà un obiettivo, diciamo, in ottica futura, servirà a costruire una squadra, diciamo, di livello proprio per puntare a questo obiettivo. Sì, dipende, come hai detto tu molto bene Max, dipende qual è l'obiettivo della società, è inutile nasconderselo. Se andiamo a riguardare un po' anche quelli che sono i risultati, le classifiche degli ultimi anni, quindi dove l'Udinese è arrivata a fine campionato, arrivare a 44 punti è sì 7 punti più in alto rispetto all'anno scorso, ma secondo me con una rosa migliore, in un'annata migliore, non è un risultatone. E soprattutto, guarda la stagione 21-22, la stagione 21-23, con degli allenatori che sono stati iper criticati e con forse giocatori diversi, perché ok, vari Deulofeu, però con una rosa comunque qualitativamente non migliore. Io mi sento di dire questo. C'erano giocatori di qualità diversi, in quel periodo Thauvin non era il Thauvin di adesso, ok? Quindi io mi sento di poter dire che la rosa di quest'anno sia meglio della rosa di quelle 2 stagioni lì, e vedere di essere arrivato 3 punti o 2 punti più in basso ti fa capire che non c'è stata quella svolta incredibile. Spezzo una lancia, mi contraddico da solo, io credo che dopo una stagione come la precedente, dove le energie fisiche e mentali sono state consumate letteralmente fino all'ultimo giorno, fino all'ultima giornata a Frosinone, ne risenti tanto anche nelle prime settimane e nei primi mesi della stagione successiva, dove l'Udinese invece ha fatto benissimo, e poi ecco, avendo capito di essersi salvata, il crollo è anche fisiologico in quel senso. Però se tu guardi la stagione nel complesso, perché il calcio è anche questo, non c'è stato un miglioramento incredibile da poter dire ok, Costa Runjic al 100% è l'allenatore giusto per questa squadra. Quindi le valutazioni, al di là delle parole di Runjic, che uno può interpretarle come addio, uno può interpretarle come sono sicuro che rimanga qua, le valutazioni andranno fatte. Io sono sicuro che la società si siederà nelle prossime settimane assieme all'allenatore e faranno tutte le valutazioni del caso, che comprenderanno anche il rapporto con i giocatori, prendo ad esempio il caso Sanchez, che comprenderanno anche le dinamiche di mercato, che comprenderà anche l'eventuale nuova proprietà dell'Udinese di cui parleremo tra poco. Quindi io sono sicuro che al 100% in questo momento non ci sia niente, né l'addio né la permanenza di Runjic. Sì, le valutazioni andranno fatte a mente fredda sicuramente, perché la stagione è finita letteralmente ieri, e quindi sicuramente bisognerà prendersi il tempo per analizzare e per fare il conto con quelli che sono, diciamo, gli elementi subentrati nelle ultime settimane, come appunto dicevi tu, l'ingresso del fondo americano in società, ma anche per quelle che sono le questioni un po' in sospeso, il rapporto Runjic-Sanchez e altre questioni di questo genere. Chiaro, sicuramente se andiamo a vedere, diciamo, quello che è il risultato finale della stagione dei friulani, è sicuramente diciamo una stagione positiva, che sicuramente vede l'Udinese salvo già da diverse settimane, ma che sicuramente per quella che era la qualità tecnica della rosa poteva essere anche superiore. Ma passiamo adesso alla questione fondo americano, perché come giustamente tu dicevi ci sarà da parlare del futuro della società. Bisognerà appunto analizzare e capire quale sarà, diciamo, il ruolo di questo fondo americano.
Sì, perché adesso di concreto, di fatto, di ufficiale non c'è niente, però insomma già nel complesso si è capita questa possibilità, anche la presenza del patron ieri allo stadio insieme al figlio Gino, alla moglie, alla figlia Magda, insomma sapeva un po' di addio in un certo senso, un addio che non ha detto che sia definitivo, nel senso non totale, perché la possibilità che l'Udinese resti per una certa quota, l'Udinese, che la famiglia Pozzo resti all'interno della dirigenza udinese, almeno con il potere decisionale, come io mi auspico che sia, è concreta, però tutto l'ambiente, tutto ciò che si è respirato dalle parti della tribuna sembrava presagire a un qualcosa del genere, no? Ecco, poi chiederò anche a te cosa pensi a riguardo, è una notizia che ha il suo lato positivo e il suo lato negativo, perché ben che vada, e vediamo il modello Atalanta, è una grande notizia, nel senso che da qui a qualche stagione, se operato nella maniera giusta, l'Udinese può ambire a un qualcosa di più anche grazie dal punto di vista economico, e quindi salire in un calcio dove ormai i soldi fanno da padrone, no? Se invece va male, nel senso che un fondo americano gioca con l'Udinese, prende questo cinese, e sappiamo come sono le persone con i soldi, no? Detta proprio papale, l'Udinese può diventare il giocattolino di cui ti stufi dopo 3 anni, e la storia dell'Udinese può andare in frantumi in poco tempo. Quindi è una notizia che non ti fa stare tranquillo in nessun caso. Ti faccio una battuta friulana che poi ti traduco, che non sei pratico. Mia mamma mi dice sempre: mai lasciare le strade vecchie perché nuove. Quindi mai abbandonare la strada vecchia per quella nuova, perché non sai cosa ti trovi. Quindi a me non lascia del tutto sicuro e tranquillo una notizia del genere, quando con una famiglia del genere a quasi 40 anni di proprietà, ne hai fatti 31 di fila in Serie A, è una famiglia che ti porta dalla Serie B a giocarti la Champions, si è giocata i preliminari, nell'epoca Guidolina hai avuto Sanchez di Natale, che erano la coppia d'attacco più bella d'Italia. Ecco, non è una storia qualunque quella dei Pozzo Udine, e quindi questa notizia non può lasciarci indifferenti. Sì, guarda Ale, ne parlavamo proprio oggi con chi, diciamo, ha vissuto meglio di noi l'ingresso della famiglia Pozzo in società. Noi ovviamente, diciamo, siamo nati con la famiglia Pozzo già, diciamo, al comando della società bianconera, ma abbiamo avuto modo di parlare oggi nel nostro format mattutino Chiacchiere da Bar, per commentare quella che è stata, diciamo, la partita di ieri sera. Abbiamo avuto modo di parlare di quello che è stato il rapporto degli ultimi anni con diciamo, l'amministrazione della famiglia Pozzo, e sicuramente stiamo parlando di un'amministrazione, una delle più longeve in Serie A, forse assieme a quella degli Agnelli, e quindi sicuramente un cambio così brusco alla dirigenza può essere sicuramente un fattore con cui dover fare i conti. Chiaro, come giustamente dicevi tu, nell'ottica in cui vogliamo avvicinarci a un modello Atalanta che abbiamo visto negli ultimi anni essere vincente, perché comunque ok, magari non punti, diciamo, ad obiettivi quali possono essere lo scudetto, comunque le prime 2 posizioni del campionato, ma comunque ti riconfermi in Champions o in generale cerchi di ambire a una qualificazione europea che negli ultimi anni, per quanto riguarda l'Atalanta, spesso e volentieri è arrivata senza troppi problemi. Quindi sicuramente in quest'ottica qua un modello come quello dell'Atalanta può essere sicuramente un qualcosa a cui ispirarsi, anche perché lo sappiamo, per quanto riguarda la società bergamasca, la famiglia Percassi continua a mantenere una quota significativa della società, e quindi sicuramente il fondo americano gioca un ruolo fondamentale dal punto di vista economico, ma poi la presidenza rimane almeno parzialmente locale. Abbiamo visto anche quali sono, diciamo, gli altri modelli in Italia, pensiamo a quello della Roma, pensiamo a quello forse più eclatante degli ultimi anni del Como con il fondo indonesiano, quindi sicuramente, diciamo, bisognerà vedere quale sarà il rapporto con questo fondo straniero, ma può essere comunque un qualcosa che può a lungo termine giovare, diciamo, ai bianconeri. Sì, resta tutto in forse, e da questo dipende molto anche a livello di sia di ambizioni future, ma nello specifico anche di ciò che succederà quest'estate. Quale sarà il futuro di Rooney in primis, quali saranno il futuro dei giocatori
partenti, perché da lì cambia tutto. Se l'ambizione della società diventa diversa e chi sta dietro ha una disponibilità diversa, cambiano tantissime dinamiche. Ora, è difficile dire con un fondo americano entriamo in Europa all'istante, anche perché Max, adesso ti faccio questo ragionamento qua. È vero che guardiamoci in alto, no? In classifica. In una stagione in cui il Milan è stato di fatto assente, quindi è mancata una delle vere big, perché si dice le 7 sorelle, si è aggiunta, no? Si è aggiunta il Bologna, ecco, il Milan non è stato tra quelle 7. Quest'anno il Milan è stata una squadra che non ha giocato da big e non ha avuto risultati da big, e quindi si è tolta completamente dalla corsa all'Europa e ha lasciato un posto in più. E così è stato. L'Atalanta ormai è una big, il Bologna punta ad esserlo. ma di fatto io non credo che quello del Bologna sia una stella cadente No, destinata a assolutamente. spegnersi, ma penso che ormai possa, non dico modello Atalanta, ma possa cominciare a sognare in grande, quindi di rimanere questo tipo di squadra ancora per diversi anni. Ecco, quanto è difficile poi con il subentro di società quali il Como, no? Quanto è difficile ambire a diventare più grandi, ambire a diventare, avere ambizioni europee di fatto, perché poi in realtà abbiamo visto la Fiorentina, anche quella di ieri, anche con un uomo in più, io ti dico la mia sincera opinione, non è uno squadrone, no? La Lazio, che si è fatto tante pubblicità di questa Lazio, alla fine il prossimo anno giocherà come noi, il campionato e basta. Capisci? Quindi sì, si fa anche tanta pubblicità di squadre che in determinati periodi, e grazie a determinati singoli, vedi Ken nella Fiorentina, hanno fatto l'exploit. Ma di fatto, è vero, hanno fatto tanti più punti di noi, ma non le vedo delle avversarie proprio temibili al massimo, non le vedo delle big vere e proprie imbattibili. Chiaro, non potrei competere ad arrivare avanti a Napoli, Inter, Juventus, Atalanta, eccetera. Giocarsela con squadre quali Fiorentina e Lazio, secondo me, con il fondo americano alle spalle e con una determinata ambizione, un determinato progetto, non è così impossibile. È chiaro che c'è da capire appunto quali sono le ambizioni, perché ti ripeto, il Como potenzialmente, per quello che ha dimostrato a livello di rosa quest'anno, a livello di allenatore e per quelle che sono quella che è la società che ha alle spalle, nei prossimi anni io penso che possa diventare una vera e propria big. Non da vincere il campionato, ma da qualificarsi neanche in conference, un po' più in su, secondo me. Assolutamente, parlavi appunto prima delle 7 sorelle, è chiaro che una stagione come quella del Como di quest'anno, che possiamo considerare quasi una stagione di iniziazione quasi transitoria, nel senso che diciamo, i mezzi a disposizione del Como sono sicuramente dei mezzi importanti che sicuramente vedranno nei prossimi anni ambire la squadra lombarda a delle posizioni di classifica sicuramente più prestigiose. È chiaro che diciamo, l'ingresso di un fondo straniero, come dicevi tu, può sicuramente portare a perseguire questi obiettivi per cercare di emulare quello che negli ultimi anni è stato il progetto del Bologna, della Fiorentina o di altre squadre. Sicuramente però un obiettivo del genere va anche costruito nel tempo, quindi ci aspettiamo sicuramente che magari non possa essere già perseguito nella prossima stagione, anche per via di quelle che saranno le numerose partenze o comunque diciamo le non riconferme che appunto avremo dal punto di vista della rosa o dal punto di vista societario, quindi sicuramente un obiettivo che andrà costruito nel tempo. Allora facciamo un passo indietro, ho fatto questo excursus su quello che potrebbe essere la più grande novità dell'Udinese, non solo dell'estate ma degli ultimi anni. Andiamo a analizzare anche quelle che sono state le parole del Group Technical Director Gianluca Nani al termine della partita, che si è presentato in conferenza stampa anche piuttosto arrabbiato e anche, mi sento di dire, giustamente, per dare una certa risonanza a quello che è successo. Leggiamo le parole di Nani: mi dispiace venire in sala stampa e parlare dell'arbitro, non siamo un club con grande risonanza, se c'è un torto la sensazione è che non faccia rumore. La prestazione è stata anche discreta alla fine, però abbiamo avuto una serie di episodi, e lui li ha definiti antipatici, è stato molto calmo e corretto in questo, no? Palma, noi non lo vogliamo vendere, ma vedo Attah, così come Palma è bravo, presto in grandi club. Quindi non c'è stato un vero e proprio discorso Rooney.
si è concentrato su quello che è stata la partita di ieri, forse anche in un modo piuttosto furbo per concentrare l'attenzione, ma è anche giusto che sia così, cioè concentriamoci su quello che è stato fino a oggi, finita la 38esima partita di campionato, penseremo poi in tutta l'estate, in 3 mesi di tempo, quello che è il futuro. Chiaro che, l'abbiamo detto in apertura, ciò che si è visto in campo ieri, quell'errore su Biol, che poi è stato seguito e anche preceduto da, secondo me, tanti errori da parte di un arbitro per cui ho un grande rispetto per il mestiere dell'arbitro. Come un giocatore sbaglia un passaggio o un gol davanti alla porta, l'arbitro in un certo senso ha il diritto di sbagliare, però il VAR c'è per quello. Sappiamo che in queste condizioni non poteva intervenire, però io mi chiedo allora quale sia la soluzione a tutto questo, perché Biol è arrivato veramente questione di più di un secondo prima e metri prima sul pallone, ha fatto un intervento che, quando anche tu ne parlavamo prima, quando l'abbiamo visto abbiamo detto cavolo che intervento, poi senti l'arbitro fischiare. Io pensavo che avesse lasciato la gamba a Pablo Maria, avendo fatto male in qualche senso con un tacchetto, in un certo senso a Bioli, invece ti vedi sventolare un secondo giallo che secondo me è folle, Max. Adesso mi direi anche tu cosa ne pensi. Ed è un episodio che ha cambiato le sorti della partita, per fortuna non della stagione, nel senso che non era una partita, che abbiamo detto 1000 volte, per noi importantissima, ma per esempio avrebbe potuto cambiare le sorti della stagione della Lazio, qualora la Lazio avesse avuto un risultato diverso in casa contro il Lecce. E quindi è un episodio che cambia le sorti del campionato di qualcuno. Poi a Marcenaro è andata bene che la Lazio abbia perso in casa, ma qualora la Lazio avesse pareggiato o vinto, questo è un episodio che avrebbe avuto, e sarebbe stato anche giusto così, perché adesso non ha cambiato niente a livello di classifica questo episodio, quindi rischia anche di entrare già nel dimenticatoio, ma è una scelta arbitrale, secondo me, nell'epoca del VAR, molto grave, perché io l'ho visto da lontano, tu l'hai visto dalla TV, l'arbitro l'ha visto da 1 metro e il guardalinee da 3 e il quarto uomo da 5. E non è possibile che una terna arbitrale con quarto uomo comunque da quelle parti prenda una decisione del genere. Sì, diciamo è un errore arbitrale quello di Marcenaro, che pesa parecchio su quello che poi è stato, diciamo, il risultato finale della partita, perché fino a quel momento, diciamo, il pallino del gioco ce l'aveva avuto l'Udinese, e sicuramente, diciamo, essere penalizzati con la squalifica di uno comunque degli uomini più importanti in campo, squalifica, diciamo, arrivata abbastanza ingiustamente, perché come dicevi tu prima, l'intervento è chirurgico, cioè l'intervento è un intervento eseguito con estrema precisione, quindi sicuramente vedersi sventolare un secondo cartellino giallo per Biol è sicuramente un qualcosa che ci ha reso, ci ha creato particolare stupore in diretta. Ma sì, anche perché Max, scusa ti interrompo, l'intervento è sul pallone, con i tempi giusti, è arrivato veramente, ma metri prima di Pablo Marì, e io non mi sento neanche di dare la colpa a Pablo Marì che abbia accentuato la caduta Che o abbia quella lasciato è una il piede. pratica comune. Pablo Marì era lì, da lì non poteva scomparire, è normale che nello slancio della scivolata, dopo aver preso palla e solo palla, il giocatore prosegua la sua scivolata e incontri a un certo punto l'avversario. Io non mi sento di dire che si sia lanciato, che Pablo Marino non è neanche colpa sua. Io mi sento di dire che il direttore di gara in questo caso ha sbagliato, perché più di così Biol non poteva fare. Allora, o perdi il pallone e non hai più calcio, non ci provi neanche, perché sai che se vai in scivolata ti becchi il secondo giallo, ma se vai in scivolata, prendi il pallone, arrivi con i tempi giusti, sul pallone e basta, è normale che poi, anche se prendi l'avversario, questo non possa essere fallo. Non so cosa ne pensi tu. No, più che altro perché fischiare fallo su un intervento del genere, allora vorrebbe dire andare verso una direzione che è quella di un gioco sempre più "pulito", tra virgolette, dove, diciamo, anche il minimo contrasto viene penalizzato, e sicuramente, diciamo, è una direzione che ormai la Serie A ha già intrapreso negli ultimi anni, perché sappiamo, rispetto ad altri campionati come può essere quello inglese, è un campionato dove si gioca molto di meno, dove c'è un metro arbitrale sicuramente un po' più severo rispetto alla media, metro arbitrale che invece, diciamo, è stato abbastanza fluido fino a quel momento, perché Marcenaro ha fatto giocare abbastanza durante il corso della partita, anche in situazioni, diciamo, un po' al limite di quello che può essere, diciamo, l'arbitraggio Ma anche per farli peggiori e più evidenti di questo, però, Max, a questo punto, capisci? Assolutamente. E a me, te lo ripetiamo per l'ennesima volta, per fortuna non ha cambiato le sorti del campionato, a noi non era una partita, insomma, in cui restare alla fine, vincere o pareggiare, ci sarebbe cambiato qualcosa.
cambia però quello che è il probabile addio di un giocatore come Biol, e cambia poi la cosa che mi è dispiaciuto di più, e ritorniamo a ricollegarci al discorso Sanchez, cambia la partita perché l'allenatore è giustamente costretto a correre ai ripari in qualche modo, e con un Luka in queste condizioni è normale che il primo a sacrificarsi in attacco sia Sanchez. E anche lì stavamo aspettando tutti il primo gol di Sanchez. Cioè, nel senso, la cosa più romantica della serata sarebbe stato vedere Sanchez in quella che potrebbe essere la sua ultima partita a Udine, segnare e tornare al gol finalmente, lo dico così, allo stadio Friuli. Ecco, quindi se l'espulsione non è stata determinante in termini di risultato, lo è stato in termini di emotività per i tifosi dell'Udinese, per l'Udinese, per la storia dell'Udinese, per il club, per Sanchez, per Biol e tutti quanti. Quindi un'espulsione del genere data in questa maniera, mi sento di dire che oltre che essere ingiusta dà anche molto fastidio. Sì, sicuramente una decisione ingiusta che non penalizza quindi un solo giocatore, bensì come minimo 2, se non addirittura quello che poi è stato tutto il corso della partita, anche perché stiamo parlando di un Udinese che probabilmente, qualora avesse terminato la gara in 11, avrebbe comunque quantomeno potuto ambire a un pareggio. Abbiamo visto in realtà anche la situazione proprio dell'intervento di Biol, che stava per favorire, diciamo, l'inserimento anche di Luka in area di rigore. Il giocatore era abbastanza lanciato oltre la linea di centrocampo, e quindi sicuramente una decisione del genere penalizza quello che è il risultato finale della partita, e comunque in generale un insieme di fattori che sicuramente non sono trascurabili. Abbiamo visto poi un Biol uscire dal campo visibilmente commosso, abbiamo visto, diciamo, dirigersi verso la panchina e successivamente verso gli spogliatoi, stringendo la mano a tutti i membri dello staff, a tutti i compagni di squadra, rassegnato ormai della decisione, diciamo, ingiusta dell'arbitro, e sicuramente, diciamo, è un episodio che ci ha creato particolare stupore in diretta. Sì, ma perché insomma anche per un giocatore che si è dimostrato essere la colonna portante della difesa negli ultimi anni, che è arrivato che non era di fatto nessuno e se ne va, molto probabilmente se ne andrà, come ha detto lui stesso, se ne va con Biol, insomma, con il nome di Biol cucito sulla maglietta, è un giocatore che fa gol a molte e che io sinceramente capisco quando dice di avere l'ambizione di voler fare uno step in più, perché se lo merita, ha dimostrato di meritarselo, di essere in grado di farlo. Poi effettivamente vedremo se le offerte che arriveranno a Udine saranno sufficienti per la dirigenza per dire ok, però anche quando un giocatore ha dato sempre tutto per la maglia e decide di voler andarsene, io penso che per uno del genere che ha fatto anche il vice capitano, era capitano ieri, e che veramente questa maglia l'ha sudata e onorata sempre, sia anche giusto concedergli, ecco, questo desiderio che per un calciatore è quello che è giusto. Quindi a me dispiace tanto vedere un giocatore che è sempre abituato a stare 90 minuti in campo e poteva chiudere la sua carriera a Udine con la maglia dell'Udinese in un determinato modo, uscire indegnamente al minuto 39 per un fallo che neanche c'era, tanto di meno il cartellino giallo e poi rosso. Ecco, questo è un qualcosa, anche l'applauso e lo sguardo rassegnato, perché io penso che neanche nei suoi peggiori incubi, un giocatore comunque sempre abituato a essere pulitissimo, a ricevere un numero di cartellini molto basso durante la stagione, io penso che neanche nei suoi peggiori incubi, dopo aver dichiarato il più che probabile addio, pensasse di uscire così a fine primo tempo con un'espulsione che non sta né in cielo né in terra. Quindi questo è il rammarico più grande. Passando invece alle note positive, l'abbiamo parlato un attimo prima, Luka, perché ecco, adesso no, posso dire la verità, l'abbiamo criticato anche per stimolarlo magari, per quanto possa essere importante che siamo noi a stimolarlo, ma è un giocatore a cui a questo punto non puoi dire niente, perché è arrivato a 12 gol, è vero poteva farne di più, io continuo a dire però poteva farne di più con dei quinti di centrocampo migliori, perché un look del genere, un giocatore di questa stazza, con queste qualità, facciamo un passo indietro, con due esterni come Molina e Udoge, questo faceva 20 gol. E ci guadagnavi anche un po' di milioncini in più. E mi sento di parlare anche in ottica mercato. Un giocatore che ha saltato 3 gare per infortunio, l'abbiamo criticato perché ne ha saltate 2 per squalifica e questa la pecca più grande di Luka, perché prendere 10 ammonizioni sono tante,
in 33 partite giocate sono veramente, veramente tante, ma è un giocatore che dopo il golasso che ha fatto contro il Monza sembrava essersi fermato, no? Dopo essere arrivato in doppia cifra con rigore al Lecce, ha fatto un gran gol con il Monza e per quelle che sono le sue caratteristiche fisiche, ieri ha fatto un gol che non è scontato. Sì, assolutamente, un gol non scontato e un giocatore, Luca, su cui si può dire di tutto, che deve maturare dal punto di vista probabilmente caratteriale, perché l'abbiamo visto in realtà nel corso della stagione, diciamo, essere coinvolto in alcuni episodi, tra virgolette, antipatici, pensiamo a quello del rigore a Lecce, ma è un Luca, diciamo, che da un'altra volta prova della sua estrema determinazione. L'abbiamo visto anche a Monza tornare, diciamo, dopo il periodo di assenza e voler a tutti i costi ricercare, diciamo, un gol che, ok, magari dal punto di vista delle sorti del campionato, anche perché poi quella partita è stata persa, sicuramente non ha giocato un ruolo particolarmente fondamentale, ma dal punto di vista personale, dal punto di vista della realizzazione di quelli che sono i propri mezzi, dal punto di vista dei ragionamenti in ottica futura, sempre parlando dal punto di vista personale, dal punto di vista di Luca, sicuramente gioca un ruolo importante. Sì, resta da capire in questo senso quale sarà il futuro anche di questo giocatore che ormai, insomma, non dico promesso sposo di una big, ma che le big hanno fatto intendere di essere interessate a lui già in varie occasioni. È un giocatore, insomma, che punta anche a giocare le qualificazioni mondiali da protagonista e poi gli eventuali mondiali, speriamo che sia così. E quindi è un giocatore che molto probabilmente, salvo colpi di scena, ha vestito la maglia dell'Udinese per l'ultima volta ieri, ma che al di là dei limiti caratteriali ha dimostrato sempre di essere sul pezzo, di sudare per questa maglia, che è quello che vuole vedere un tifoso dell'Udinese, soprattutto quando ormai non lotti più per niente. Perché comunque nelle ultime partite è stato fuori complice infortunio e quella squalifica contro la Juventus, ma le sue prestazioni le ha fatte, i gol li ha fatti, e quindi è un giocatore che a questo punto io dico non gli possiamo dire niente. Sì, assolutamente, diciamo, è un giocatore la cui assenza peserà particolarmente in ottica futura per l'Udinese. Quindi sicuramente in questo senso bisognerà cercare un valido sostituto per quello che sarà, diciamo, il futuro dei friulani, un giocatore tra l'altro del genere che può far particolarmente gola anche in ottica mondiale per club, perché lo sappiamo, la FIFA ha istituito una finestra di mercato supplementare per favorire, diciamo, l'andamento delle qualificate al mondiale per club, e quindi sicuramente un giocatore che da questo punto di vista può far gola a squadre come Inter o Juve, ma anche senza analizzare il mondiale per club può sicuramente far gola a tante altre squadre del nostro campionato. Discorsi che andranno fatti nelle prossime settimane. Io mi sento però di dire che è in scadenza il 30 giugno, ma un giocatore da cui ripartirei, che ho visto nelle ultime settimane, per necessità, è Christian Kabasele. Perché io penso che quello che più ci ha sorpresi, sia contro la Juventus, ma soprattutto ieri, al di là del gol, perché è vero, Kabasele è arrivato al secondo gol stagionale, mancava da un po' perché si parla della sesta giornata, sempre al Buono Stadium contro l'Inter, abbiamo preso 3-2, ma comunque Kabasele era andato in gol. Ecco, il secondo gol, ok, ciliegina sulla torta sulla prestazione di ieri, che però è stata tanta roba dal punto di vista difensivo. E quindi, consci del fatto che Biol probabilmente era l'ultima apparizione con questa maglia, che Solé a me piacerebbe, cioè mi piace pensare che possa rimanere, ma sarà difficile trattenerlo, perché se lo merita. Anche questo è un giocatore che ha già giocato la Champions League, ma adesso si merita anche di tornare a quel palcoscenico, e questi 6 mesi a Udine sono serviti di nuovo come trampolino di lancio, ed è un giocatore che anche lui, con dei limiti magari caratteriali dal punto di vista della tanta self-confidence, vogliamo chiamarla così, perché ne ha persi di palloni velenosi, e alcuni ci sono costati anche dei gol subiti, ma è un giocatore con delle qualità straordinarie, e uno si guarda attorno e dice ok, e su una difesa 3, se mando via quelle che erano le due certezze, mentre quello che magari non ci piaceva di meno era il braccetto, anche se non mi piace chiamarlo braccetto, ma il braccetto di destra, che è stato tanto tempo Christensen, da dove ripartiamo? Chiaro, ci sarà comunque da fare delle operazioni in questo senso nella finestra di mercato estiva, ma ritrovare un giocatore che si era quasi dimenticato, che di fatto non è partito benissimo con la maglia udinese, tante munizioni, tanti errori, tanta mollezza in certe situazioni, ma che ha dimostrato nelle ultime settimane
di meritarsi una maglia da titolare, e io, se fossi l'Udinese, questo nome qua me lo appunterei bene per la prossima stagione. Sì, è sicuramente un giocatore che ha dimostrato di avere delle qualità tecniche in realtà abbastanza importanti. L'abbiamo visto particolarmente pulito contro la Fiorentina, ma anche in realtà nelle ultime uscite, diciamo, la prestazione del giocatore bianconero è sicuramente un qualcosa di cui ha potuto giovare poi l'intera squadra. Non era scontato per un giocatore che comunque aveva trovato il suo primo gol, ok, alla sesta giornata contro l'Inter, ma che ricordiamo non giocava titolare dalla 18ª giornata, da dicembre, contro il Torino, partita che poi finì 2-2. Quindi sicuramente un giocatore che dimostra quelle che sono le sue qualità, e come giustamente dicevi tu, Ale, nel momento in cui andrai a fare i conti con la cessione di Biol, con probabilmente, io mi auguro vivamente di no, con la cessione di Solé, io spero che, diciamo, la società bianconera decida di riconfermarlo quantomeno ancora un anno per cercare di valorizzare ulteriormente, anche parlando dal punto di vista economico, Bravo. il suo cartellino, ma sicuramente è un giocatore che da questo punto di vista può tornare sicuramente comodo per quello che può essere la retroguardia difensiva dei prossimi anni dell'Udinese. Sì, sarà un cantiere d'estate il mercato dell'Udinese, lo sarà secondo me anche per il centrocampo. Adesso mi direi anche la tua, il giocatore da cui si riparte sicuramente è quello che è stato l'MVP di maggio, ovvero Karlstrom. È il giocatore, secondo me, la sorpresa di questa stagione tra i nuovi, perché ha dimostrato in tutte le occasioni una certa solidità, che, complice quella che era la nostra abitudine, ovvero Wallace, giocatore che io non ho mai amato particolarmente, ecco, questo ha cambiato un po' la musica. Secondo me può fare ancora meglio, deve ancora di fatto esplodere, ma è un giocatore che in quel ruolo io vedo molto molto bene. Questo premio secondo me è meritato, ed è forse l'unico da cui ripartirei a centrocampo dal punto di vista della sicurezza. Un altro è Attà, no? Perché Attà è un giocatore che va riconfermato e secondo me va fatto crescere, perché potenzialmente, oltre alle doti fisiche, ne abbiamo parlato prima anche io e te, se a quelle doti fisiche che sono impressionanti, a quella stazza fisica, riesce ad abbinare una tecnica ancora migliore, adesso l'abbiamo sparata, io te l'ho sparata grossissima, non voglio dare la colpa a te, ma è un giocatore, chi altro così alto ha tanta tecnica? Pogba, glielo auguro, ma non penso diventerà mai, non avrà mai il curriculum di Pogba. Però ti fa capire qual è il paragone. Cioè, se un giocatore del genere riesce ad avere un bagaglio tecnico da grande giocatore, dimmene un altro con quella stazza in Serie A. Ce ne sono veramente pochi. Chiaro, ci sono i vari Anghissà, ma stiamo parlando di giocatori di un'altra categoria e di altre squadre che lottano per altri obiettivi. Ma avere in casa uno come Attà e potenzialmente un Karlstrom che al primo anno in Serie A è già questo, è tanta roba, soprattutto in un anno in cui ti mancano i vari Lovric, che secondo me è stata una delle delusioni del campionato, Pagero, che per scelte tecniche e condizioni fisiche è stato a lungo fuori e che si aspettava potesse essere un vero e proprio titolare, invece quest'anno ha giocato spaventosamente poco rispetto a quanto era abituato. Ecco, in un centrocampo in cui sono questi i nomi che circolano, due innesti, due novità così, fanno più che comodo, Max. Sì, sicuramente sono due giocatori su cui si possono gettare le basi di quello che sarà il futuro dell'Udinese. Sappiamo in realtà Karlstrom è già di proprietà della società bianconera, quindi eventualmente il giocatore su cui andrebbero aperti dei ragionamenti in ottica riscatto è sicuramente Attà, che è ancora di proprietà del Metz, e quindi sicuramente bisognerà vedere e capire il reale interesse della società bianconera nel riscattare un giocatore del genere. Chiaro è che poter contare su un giocatore come lui, che poi l'abbiamo visto ieri, dispone di qualità tecniche importantissime, abbiamo visto anche con una giocata tecnica sulla linea di fondo che pochi, diciamo, possono sfoggiare, giocata che poi probabilmente non è servita, diciamo, non ha giocato un ruolo fondamentale in quello che poi è stato il corso della partita, però è sicuramente un giocatore che dispone di qualità e di mezzi tecnici molto importanti. Per questo motivo si può sicuramente su di lui aprire un discorso a lungo termine. Un discorso a lungo termine, sicuramente. Parliamo poi di Karlstrom che sicuramente diciamo al suo primo anno di Serie A
ha dato modo di vedere una certa sicurezza di quelli che sono i suoi mezzi. L'abbiamo visto sempre pulito, soprattutto nelle ultime uscite, un campionato abbastanza costante, quello dell'ex Lech Poznan, e quindi sicuramente disporre di giocatori del genere a centrocampo che poi sappiamo quest'anno ha attraversato un periodo abbastanza delicato per quelle che sono state le numerose assenze, ma per quelle che sono stati anche, diciamo, i mezzi poi tecnici di cui effettivamente ha potuto disporre la rosa bianconera. Quindi sicuramente avere due giocatori del genere a centrocampo può essere sicuramente importante in ottica futura. Sì, non è una diga, nel senso, anche i suoi buchi li ha fatti, li ha concessi, Sicuramente. cioè non è Kanté, non è Sicuramente. nemmeno Kanté, cioè non è un giocatore che ti recupera 30 palloni a partita. La cosa che mi piace di Karlström, per come siamo stati abituati negli ultimi anni, non perde 10 palloni a partita come Wallace. Cioè, non è un giocatore che usa il retropassaggio come sua arma principale. Io penso anche all'assist per Lucca, poi Lucca si è inventato un grandissimo gol. Ma intanto anche il fatto di aver verticalizzato ti rende diverso da Wallace, che era il punto di riferimento in quel ruolo e che secondo me è stato un decrescendo incredibile negli ultimi anni. Ecco, quindi anche un giocatore che in quel ruolo lì imposta un po' il gioco, che magari non ha la qualità di un regista, ma che comunque riesce a verticalizzare e a darti un certo tipo di sicurezza nel non perdere palloni, per l'Udinese che abbiamo visto negli ultimi anni, ecco, questa è una bella novità. Altra bella novità è Matteo Palma, perché finalmente, e lo stava aspettando ed era nell'aria e tutti noi lo aspettavamo, ecco finalmente l'esordio del classe 2008 che in prospettiva può rimanere davvero uno dei punti fermi di questa Udinese del futuro, Max. Sì, sicuramente diciamo è importante aver potuto, diciamo, commentare anche l'esordio di un giovanissimo come Palma. Abbiamo visto uno dei primi 2008 in realtà che esordisce in prima squadra con i bianconeri, e poter disporre di giocatori molto giovani con delle qualità così importanti non è per nulla scontato per una squadra di Serie A. Sappiamo poi diciamo il reparto più giovanile dell'Udinese dispone di giocatori molto importanti, perché adesso ci ritroviamo a commentare l'esordio di Palma, ma pensiamo anche ai vari Mafundi, pensiamo ai vari Bravo, eccetera, che poi in stagione sono stati diciamo adoperati quasi con il contagocce, perché alla fine gli sono stati concessi 15-20 minuti finali, quindi parliamo sicuramente di giocatori non titolari, ma che sicuramente vanno verso una titolarità più concreta in futuro. E ci ritroviamo a commentare appunto l'esordio del giovane italo-tedesco che sicuramente può aggiungersi, diciamo, alla grande disposizione di giovani talenti di cui l'Udinese appunto dispone. E proprio a proposito di questo, dal 2008 all'altro, perché Cristiano De Paoli con la maglia azzurra, quindi la nazionale Under 17, ieri è arrivato al gol in una vittoria storica, bellissima per l'Italia, per 4-2 contro l'Inghilterra Under 17, che ha permesso alla selezione giovanile azzurra di conquistare matematicamente l'accesso alla fase playoff, insomma, dell'Europeo Under 17, battuta l'Inghilterra. Ora ci si giocherà contro il Belgio l'ultima giornata, è un Under 17 che sta sorprendendo, e tra le sorprese c'è anche un giocatore udinese, e questa è ancora un'altra notizia e fa ben sperare. Quindi da un settore giovanile che di fatto negli ultimi anni non ha dato grandissimi spunti alla prima squadra, e l'augurio è anche quello, ecco che ne spunta un altro della stessa età che potenzialmente, lo sta già dimostrando in un palcoscenico a lui affine, e speriamo che lo possa fare al più presto anche in uno più grande, ci fa vantare, ecco, una sorpresa in più, un'arma in più, difensore centrale anche lui. Sì, sicuramente. Poi in generale abbiamo avuto modo di commentare, soprattutto in questo finale di stagione, un Under 17 dell'Udinese sicuramente molto positiva rispetto invece a quello che purtroppo è stato il destino abbastanza, diciamo, penalizzante della primavera. E quindi sicuramente un cammino, quello dell'Udinese Under 17, che poi, diciamo, trova le sue conferme con l'Europeo Under 17, la partecipazione di De Paoli e il fatto che un giocatore come lui, sicuramente con delle qualità più difensive, sia riuscito ad andare a segno, diciamo un qualcosa che ci dà modo di discutere sulle numerose diciamo
sulle tante, diciamo, possibilità Mhm. di cui appunto l'Udinese dispone in ottica giovanile. Chiudendo quindi il circolo legato alle notizie dell'Udinese, passiamo agli altri bianconeri, stagione finita ormai da diverso tempo, ma le novità continuano ad arrivare perché Iris Ikanji ha rinnovato il suo amore vero e proprio per questa squadra che è la Udine, per questa città, e sarà protagonista della Udine anche al piano superiore, anche in Serie 1, quindi continua il progetto APU. Ci sarà ovviamente una fisiologica rivoluzione nel roster, perché nonostante l'affetto per questa squadra non si può riconfermare tutti, ma Iris Ikanji è uno di quelli che per doti e per caratteristiche si merita di stare anche al piano superiore, ha dimostrato una strapotenza fisica e tecnica. In A2 si vedeva che tra gli italiani aveva una marcia in più, ecco che può esserlo anche in A1, e questa è una bella notizia. Vediamo anche quelle che sono state le parole dello stesso Ikanji dopo questa notizia: sono felice di essere rimasto in primis perché mi sono affezionato all'Udine, poi questa Serie A ce la siamo conquistati sul campo ed è giusto godersela anche fuori. Credo molto nel progetto dell'APU, penso che possiamo fare bene, sono fiducioso nelle potenzialità del gruppo. La mia scelta di restare è stata fortemente influenzata dalla fiducia che mi hanno dimostrato Andrea Gracis e coach Adriano Vertemati, quindi uno dei fedelissimi di questa stagione di Adriano Vertemati andrà anche al piano superiore, ed è una notizia molto bella per l'APU, no? Max? Sì, sicuramente ritrovare una riconferma di uno dei giocatori che poi ha giocato, diciamo, un ruolo fondamentale in un traguardo storico per l'APU, che ritorna dopo diversi anni nella massima serie, sicuramente diciamo è un qualcosa di importante a livello societario e a livello di equilibrio anche del gruppo. Quindi sicuramente è un rinnovo che fa piacere in casa APU, come poi abbiamo avuto in realtà modo di vedere si aggiunge a quelle che sono state le altre operazioni societarie della, della squadra di Udine. Certo. Abbiamo visto la riconferma anche di De Ross, come anche di altri elementi della squadra. Quindi sicuramente un'operazione che fa sicuramente comodo alla società di Udine. Punti fermi riconfermati, questa è l'aria che si respira in casa APU. Nel mondo del basket della Serie 2 invece si continua a combattere, perché oltre all'APU c'è da decretare quale altra squadra salirà al piano superiore nella prossima stagione in Serie 1, e le battaglie sono apertissime. Sono apertissime, Max, perché è arrivata la semifinale a cui la Gesteco non ha potuto accedere perché è fermata, posso dirlo, clamorosamente da Forlì. Clamorosamente è un parolone, io comunque rimango fermo nella mia convinzione che Forlì questa semifinale se la meriti, oltre che sul campo anche a livello di società, perché comunque è una squadra con ambizioni. Già da inizio anno era molto difficile pensare a una Cividale più in alto di Forlì. Lo ha dimostrato sul campo, che piaccia o no, l'ha ribaltata con merito, e che quindi si è conquistata una semifinale che è probabilmente il luogo che le compete. Semifinali che sono cominciate, vale ancora una volta, si fa valere ancora una volta il fattore campo, perché Rimini ha battuto Forlì in gara 1, Cantù ha strapazzato Rieti in gara 1, adesso si attende gara 2 per entrambe le partite, ma il fattore campo, ecco, forse l'unico rammarico è stato il fatto che la Web Cividale è stata l'unica che non ha fatto valere il fortino Palagesteco, che è sempre stato un fattore. Ecco, questa volta forse è venuto a mancare, ma non per demeriti del palazzetto, della tifoseria della Marea Gialla, ci mancherebbe. Però ecco, guardando anche quelli che sono stati i risultati dei quarti di finale e quelli che stanno adesso uscendo come risultati dalle semifinali, il rammarico è grande per non aver fatto quel saltino in più, Max. Sì, se non altro fattore campo che non è stato, diciamo, rispettato solamente in realtà l'ultima giornata, quella dell'eventuale spareggio che, diciamo, si è dovuto disputare tra... Ma era proprio lì che serviva, no? Era proprio lì che serviva sicuramente, perché Forlì arrivava da una serie di 2 vittorie, mancava sicuramente la terza da entrambe le parti per conquistarsi quell'ambito posto in semifinale playoff, e quindi sicuramente, diciamo, vedersi in realtà essere privato, diciamo, di un traguardo che poteva essere anche un traguardo storico, un traguardo importante per una realtà come quella di Cividale. Arrivare in semifinale playoff fa sicuramente male, soprattutto per quelli che erano i mezzi delle due squadre. Come giustamente dicevi tu, Forlì conquista meritatamente
appunto la semifinale playoff, ma in realtà le due squadre a livello di mezzi si equivalevano. Purtroppo diciamo hanno giocato un ruolo fondamentale lato web, l'assenza di Lamb e diciamo la non precisione in alcuni dettagli nel corso della partita. Abbiamo visto giocatori in realtà anche come Ferrari sbagliare 3 tiri liberi su 4, quindi anche diciamo una statistica del genere ti fa capire che qualcosa è mancato. Che qualcosa è mancato purtroppo, che l'approccio diciamo alla gara in generale è stato sicuramente un approccio positivo, ma era purtroppo una partita da andare a vincere nei dettagli. Abbiamo visto anche un Rota diciamo un po' al di sotto di quello che era stato il suo ultimo rendimento in stagione, e quindi sicuramente una partita persa nei dettagli. Analizzeremo poi con più precisione quello che sarà il cammino delle altre squadre coinvolte in semifinale playoff. Ti chiedo a questo punto tu come vedi diciamo questo cammino delle altre squadre coinvolte, chi vedi più favorita ad arrivare in finale di playoff? Max, io e te avevamo scommesso, non ho paura di dirlo, io avevo scommesso su Brindisi da outsider, tra mille virgolette outsider, però sai, quella stagione è iniziata malissimo e poi nel momento che conta, vedi Trieste l'anno scorso, ecco il cammino che conta, ecco la vera Brindisi, non c'è andata così lontana contro Rimini. Io avevo scommesso su Rimini, su Brindisi, la mia seconda scelta continua ad essere Cantù, perché Rimini si è giocata il titolo con Udine fino alla fine, ma secondo me ha un qualcosa in meno, e anche Cantù ha dimostrato di meno rispetto a quello che effettivamente ha a disposizione nei mezzi, e io continuo a credere che Cantù possa essere la vera favorita per fare compagnia all'Apu Udine. Max, io continuerei a parlare con te per ore, ma dobbiamo chiudere. Anche perché la puntata è già stata più che chiusa. Quindi ti ringrazio Max per essere stato con me. Grazie a te Ale. Dico grazie anche alle nostre ragazze in regia, sempre preziosissime, e appuntamento quindi domani con l'agenda, ore 15, stesso luogo, stesso posto, appuntamento anche con la Big Band fra poco più di un'ora, alle ore 18, per analizzare quella che è stata l'ultima partita dell'Udinese nella stagione 2024-2025. Un saluto a tutti, a domani, ciao. Un saluto a tutti. Udinese lotta mai si arrende, Udine top anche nel basket, il cuore si accende, Cividale grinta e passione, Valle Talmasson svola che emozione, l'agenda chiama, resta